Ben ritrovati cattoliche dintorni. Più di 100 studiosi provenienti da tutta Europa si sono riuniti questa settimana al Centro Paolo VI per avviare il progetto ECLAIR, una ricerca sui cambiamenti climatici e l'inquinamento atmosferico, a cui partecipa anche l'Università Cattolica. Because I love you too much, baby. Il progetto ECLAIR è un progetto europeo del settimo programma quadro che si occupa di valutare l'influenza della chimica atmosferica, l'influenza dei cambiamenti climatici sulla chimica atmosferica e poi sugli effetti che questo avrà sugli ecosistemi europei. In particolare il progetto ECLAIR insisterà con parecchi siti sperimentali in pianura padana, in un certo modo considerato come un grande laboratorio per l'inquinamento atmosferico a cielo aperto, ahimè, visto che noi ci viviamo dentro. Tuttavia questo richiama ricercatori da tutta Europa e da ben 39 gruppi. Professor Mark Sutton, you're the director of the project that it's involved here in ECLAIR project. What are the results that you expect from this research? Okay, so our research is looking... L'obiettivo della nostra ricerca è capire in che modo interagiscono l'inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico. Pensiamo che il clima più caldo possa aumentare le emissioni, peggiorando il problema del cambiamento climatico. Quello che però vogliamo capire è di quanto peggiorerà. Even more, so that adds to the problem of climate change, making it even worse, and we need to know by how much. Beh, uno dei partner del progetto ha sede qui a Brescia, quindi siamo lieti di essere in questa città. Quest'estate faremo anche un esperimento nella Valle del Po, a Bosco Fontana. Misureremo le sostanze chimiche emesse e depositate sulla foresta. È una zona molto interessante. Mi spiace dirlo, ma è un'area molto inquinata a causa sia dell'agricoltura che dell'industria. E per noi è molto importante misurare la densità di questi elementi chimici. Professor Ballarindenti, il Dipartimento di Matematica e Fisica è impegnato in due grandi progetti. Quali sono? Beh, primo il progetto ECLAIR, che è partito proprio oggi sull'inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico e la loro azione congiunta di impatto sugli ecosistemi e in generale sulla qualità dell'aria in Europa. L'altro progetto è in qualche modo complementare, un altro progetto del settimo programma quadro, si chiama BioMaxF. ECLAIR approfondisce i motivi dell'inquinamento. BioMaxF cerca di trovare delle soluzioni tecnologiche all'inquinamento. Anche quest'anno l'Università Cattolica rinnova la collaborazione con il CTB proponendo un ciclo di conferenze di approfondimento sugli autori teatrali in calendario al Teatro Sociale. Vediamo insieme di cosa si tratta. Professoressa Mor, sesta edizione di Il Teatro, quali sono le novità di quest'anno? Le novità sono le opere che sono in cartellone al Teatro Sociale, e la stagione di prosa è ricchissima. Noi abbiamo scelto, come l'anno scorso, 8 opere tra le più note. Riproponiamo questa formula che è stata molto gradita negli anni passati. È il 6º anno che organizziamo questa iniziativa, è uno spazio nel quale si dà voce alla letteratura e che nella formula che viene proposta è stato finora molto gradito, quindi come sempre ci saranno 2 voci, la voce dell'esperto e la voce dell'attore che leggerà alcuni passi dall'opera presentata e commentata, e speriamo che anche quest'anno l'iniziativa trovi un gradimento presso il pubblico.
Iniziano giovedì 27 ottobre, saranno ogni giovedì come sempre dalle 5 alle 6:30 e concludiamo il 15 di dicembre, quindi ogni giovedì per 8 giovedì da adesso fino a Natale. L'ingresso è assolutamente libero, ovviamente gli incontri sono aperti a tutti, sia ai nostri studenti sia al pubblico che normalmente frequenta il teatro. We wear our scarves just like balloons, but not 'cause we want eternal sleep. Professoressa Carla Boroni, presidente CTB, quest'anno riparte teatro. Un commento? Beh, per quel che riguarda il teatro siamo contentissimi, la stagione è molto bella, però ci piace questo raccordo con l'Università Cattolica, in primo luogo perché da 6 anni la professoressa Mor sta facendo un lavoro eccellente, quest'anno mi pare particolarmente bello, e poi l'idea, io insegnando anche in Cattolica, non sono che felicissima per questo evento. Abbiamo confezionato degli incontri davvero molto belli, gli incontri del foyer a cura di Roberto Gazzic. Siccome ci sono alcuni professori della Cattolica come Maria Pia Pattoni ed Ermanno Pacanini, mi fa piacere ricordarvelo, da gennaio, però questi eventi si svolgono tutti al Teatro Sociale, appunto al foyer. Silvia, la sua rubrica libri, ci porteranno oggi nel mondo della matematica. Andiamo a vederla insieme. nell'incantevole Oriente, più precisamente a Baghdad. Il protagonista è Beremiz Samir, un uomo che, come suggerisce il titolo, sapeva contare. Trascorre le sue giornate sorvegliando le pecore in un villaggio che si chiama Khoi, nella Persia. Un giorno questo paese sarà colpito da una terribile tempesta di sabbia. Noelim, un vecchio saggio, sarà in pericolo di vita e sarà proprio Beremiz Samir a salvarlo. Per sdebitarsi, l'anziano deciderà di insegnargli un sacco di cose e Beremiz dimostrerà di essere un uomo molto intelligente, sveglio e soprattutto dotato per la matematica, questa disciplina dalla suprema bellezza, che lo aiuterà a conquistare la donna della sua vita, a farsi rispettare da politici e uomini importanti e lo divertirà in tantissime avventure. L'autore Malbat Tahan in questo libro ci trasmette l'amore per la matematica, questa disciplina che ci insegna a essere utile ogni giorno della nostra vita. Questo è L'uomo che sapeva contare di Malbat Tahan. E il prossimo libro di cui parliamo ha ancora come protagonista lei, la matematica. La storia però stavolta è ambientata a Parigi, anche se c'è comunque un legame con il libro precedente, perché Pierre Rouche, il protagonista, oltre a recarsi alla Biblioteca Nazionale, molto spesso visita l'Istituto del Mondo Arabo. Pierre Rouche ha 84 anni, è un disabile ed ha trasformato la sua passione nel lavoro. Ama leggere e lavora infatti in una libreria. Convive con Perrette, la sua assistente, e i figli di lei, Jonathan, Lee e Max, quest'ultimo adottato.
che all'inizio della storia acquista al mercatino delle pulci No Futur, un pappagallo stranamente appassionato di matematica. Un giorno Pierre Rouge riceve una lettera tanto inaspettata e inattesa da un ex compagno di scuola, un certo signor Grosrouvre, che ora vive in Amazzonia, a Manaus. Si occupa di matematica e ha scoperto il teorema di Fermat e anche la congettura di Goldbach. Ma qualcuno in questo momento, essendo curioso e molto geloso delle sue scoperte, vuole incendiare la casa e quindi anche tutti i suoi libri di matematica. Grosrouvre allora ha pensato a Pierre Rouge e deciderà di inviargli a Parigi tutti i suoi libri incentrati su questa materia. Sarà il protagonista, Pierre Rouge, insieme a No Futur, il pappagallo appassionato di matematica, che insieme indagheranno sulla morte misteriosa di Grosrouvre. Questo è il teorema del pappagallo di Denis Guégé. Ed infine un libro uscito nel 2008, ma che ancora oggi riscuote un successo direttamente proporzionale al passare del tempo. Direttamente proporzionale perché ancora una volta la protagonista è lei, la matematica, e in particolare i numeri primi, quei numeri divisibili solo per se stessi e uno. Così sono i protagonisti Alice e Mattia, dal carattere difficile e introverso da non riuscire a relazionarsi con i loro coetanei, i loro amici. Vengono paragonati dall'autore ai numeri primi gemelli, con numeri solitari, isolati ma al tempo stesso vicinissimi, perché la differenza tra i due numeri è 2. Alice e Mattia sono vicinissimi, ma insieme lontanissimi, perché mai in tutta la loro esistenza riusciranno a dimostrarsi l'amore che li lega. Questo è La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano. Anche per questa puntata è tutto, noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Tretutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.